Il 6 agosto fu il giorno del grande sacrificio. Alle 8:05 il cielo è diventato verde, blu, istintivamente e certamente per ispirazione del buon Dio siamo rientrate tutte in casa. Era una follia. Scrive così nell'autunno 1945 Suor Marie Xavier alla Madre Superiore dell'Istituto Suore Ausiliatrici delle Anime del Purgatorio, l'ordine di cui faceva parte. Era arrivata a Hiroshima nel 1936 e aveva imparato ad amare la gente del Giappone quando si trovò a vivere l'orrore inumano della prima bomba atomica. Lei, la monaca dalla voce gentile e le consorelle si salvarono e senza sosta prestarono aiuto e soccorso ai superstiti. I genitori di Suor Marie Xavier erano padovani. La mamma di Eleonora Saccardo Rasi, Suor Marie, era Giuseppina Saccardo, figlia di Pierandrea, prefetto dell'Orto Botanico. Il papà, il padovano Pietro Rasi. A 17 anni Eleonora aveva lasciato la famiglia e abbracciato l'ordine, sognando di diventare missionaria. Dopo aver imparato l'inglese, era arrivata nella comunità di Kusunoki, Cho, a Hiroshima. Vi resterà fino al 1961, per poi tornare in Italia, dove morì nel 1994. Una storia dimenticata che l'ULSS 6 ha riportato alla memoria collettiva attraverso il Dipartimento di Prevenzione, che sarà ricordata in occasione dell'assemblea plenaria del Dipartimento che si terrà a dicembre, e proprio in quell'occasione il Comune di Padova e l'ULSS 6 conferiranno a Suor Marie Xavier un'onorificenza per ricordare la sua instancabile opera, capace di portare salute, conforto e sostegno in uno dei luoghi simbolo dell'orrore causato dalla mente e dalla mano dello stesso uomo.